arrivare alla obbligatorietà è un po' una sconfitta, no, socialmente, no? Cioè tu dici, se un paese si ritrova costretto ad attuare l'obbligatorietà come piano di sanità pubblica, vuol dire che non c'è presa di coscienza. Il presidente del Veneto interviene sul dibattito apertosi dopo le dichiarazioni del premier Draghi, che non ha escluso l'introduzione dell'obbligo vaccinale nel nostro paese. Non sono ancora chiare le tempistiche e le modalità e il governatore avanza ipotesi su come l'esecutivo potrebbe muoversi. Io immagino che il primo step sul quale si ragionerà sarà quello di alcune categorie professionali. Obbligo vaccinale ed estensione del Green Pass, altro tema affrontato in conferenza dal Presidente del Consiglio, che spacca la maggioranza di governo con la Lega di Matteo Salvini contraria ad entrambe le opzioni. Zaia ricorda come in sede di commissione la Lega abbia presentato 916 emendamenti, segno, dice, del dibattito politico in corso. Alla fine la gran parte è stata ritirata, ne sono rimasti 40 e alcuni di questi hanno trovato approvazione. Noi stiamo operando in regime di Green Pass e non c'è nessuna mia posizione, insomma, contro il Green Pass. Ma del resto voglio ricordare che la Lega ha fatto approvare un emendamento, secondo me corretto, di allungamento dai 9 ai 12 mesi del Green Pass. Carroccio che poi chiede l'introduzione della gratuità dei tamponi, che dopo una prima fase in Veneto è stata tolta. Zaia ricostruisce le tappe che hanno portato a questa decisione. Noi, dice, siamo quelli che hanno fatto tanti tamponi gratuiti in un periodo in cui nessuno veniva a farli, ma per monitorare la circolazione del virus. Non voglio che qualcuno venda l'iniziativa del Veneto collegata o scollegata dal Green Pass. È una roba per i cavoli suoi, che aveva un motivo che era quello dello screening sociale. Li abbiamo sospesi nel momento in cui il Green Pass ci ha fatto schizzare verso l'alto l'accesso ai tamponi. Non eravamo in grado di sostenerlo. C'è poi una questione, continua il presidente del Veneto, che riguarda quei cittadini che comunque non possono vaccinarsi e che se vogliono andare al ristorante devono fare il tampone. Questo ad esempio è un'area grigia che ha diritto a una risposta. E a proposito di vaccini, la campagna di immunizzazione prosegue. Crescono le prenotazioni, superata quota 5.000 al giorno, con il 78,9% dei veneti che è già immunizzato, almeno con una dose, o ha prenotato la propria seduta. Dal Veneto poi un appello al governo perché si decida in tempi rapidissimi se sarà necessaria una terza dose per anziani e categorie fragili, perché questo ridisegnerebbe il calendario vaccinale. Perché se parte la terza dose, tutti gli altri vanno in coda poi, L'invito a chi abbia deciso di vaccinarsi, dunque, è di farlo quanto prima. Oggi annuncio anche che abbiamo aperto le agende vaccinali fino al 30 di settembre.